Il racconto dei quartieri prosegue in quel di Pigozzo, frazione all'estremo nord del comune di Verona, famosa per la festa della Sparasina che si tiene a maggio e che in realtà detiene dei natali molto più antichi di quel che si pensi. È nel 1073 infatti che viene attestata sia l'esistenza che la toponomastica del paese di Pigozzo, quando la contessa Beatrice di Canossa cede dei terreni all'allora abate di San Zeno. Pigozzo fece da sempre parte del comune di Mizzole fino al 1933, quando in seguito venne agglomerato all'interno del comune di Verona. Rimanete fino alla fine di questo reel per vedere una delle chiese più belle e meravigliose che si possono osservare qui in Val Squaranto. Il primo documento riferito alla chiesa parrocchiale di Pigozzo risale al 1460, anno in cui il vescovo di Verona Barbaro visitò la vicina località di Mizzole. In quell'occasione gli fu riferito che il parroco di Mizzole garantiva la cura delle anime nella cappella di Santi Nazzaro e Cesso all'interno della chiesa di Pigozzo, la quale si presenta con una facciata in stile neoclassico rivolta a ovest, con delle paraste con capitelli in stile composito e all'interno delle due nicchie i santi Vincenzo Ferreri e San Biagio Vescovo. Come ultima tappa siamo davanti all'oratorio di San Carlo Borromeo e di San Nicola da Tolentino. L'oratorio è stato costruito nel 1709 dalla famiglia Fiorio e nel 1959 il generale discendente della famiglia Fiorio lo donò alla parrocchia di Pigozzo. Come si presenta questa chiesetta? Allora, è orientata verso oriente, ha una facciata a capanna in stile molto semplice, la statua di San Carlo Borromeo, ma la cosa più importante è la parte interna. Dove abbiamo il pavimento in marmo rosso di Verona e marmo biancone, con delle pareti decorate e affrescate, con la parte in alto che ormai si è deteriorata, ma presenta una bella struttura e decorazione.